Telespettatori del canale 19 di TVM Palermo, ben trovati con Penalty, il consueto spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata odierna, quella del giovedì, spazio dedicato al campionato di promozione ma anche ai 6 gironi del campionato di prima categoria. La puntata odierna però viene inaugurata da 2 incontri di Coppa Italia. Parliamo della Coppa Italia di Serie D ma anche della Coppa Italia di Eccellenza. Pertanto via con il rullo dei risultati con le immagini e le interviste post partita. In un momento dove, tra virgolette, non stavamo facendo bene, visto anche il doppio confronto, potevamo anche accontentarci. Invece abbiamo continuato a spingere, soprattutto negli ultimi 8-9 minuti, quando l'abbiamo fatto con ordine e volevamo vincere la partita, perché noi dobbiamo provare a vincerle sempre e alla fine siamo stati premiati. Quindi il merito va ai ragazzi, ancora una volta, che non si vogliono mai accontentare, e quindi questa è una vittoria importante che arriva all'ultimo secondo e dà ancora più dimostrazione che questa è una squadra che fino a quando gliene danno la possibilità cerca di vincere tutte le partite. Abbiamo fatto poco bene la parte centrale del secondo tempo, dove non abbiamo più giocato, abbiamo lavorato male sulle seconde palle, non abbiamo avuto pazienza di impostare, abbiamo cercato sempre questi lanci lunghi che favorivano le ripartenze del Limolese, che era ben messa in campo, a cui faccio complimenti anche per la gara disputata, con ordine e qualità. E quindi causa anche l'atteggiamento, a mio modo di vedere, non bello dell'arbitro. Ci siamo un po' innervositi e quindi si spezzettava poco il gioco, il nostro favore, non abbiamo più preso una punizione, continuiamo a prendere queste punizioni contro per gli stessi falli, per gli stessi contatti, a noi non li fischiava e loro sì, e continuavano a mettere questi palloni nel nostro metacampo, dove noi non siamo stati bravi nel riassorbirli e nel consolidare il possesso, invece abbiamo continuato a lanciare. Questa parte centrale l'abbiamo fatta male, poi con i cambi paradossalmente ho dato questi input di provare più a giocare, di avere pazienza. Infatti gli ultimi 10 minuti con i cambi ci siamo rimessi a giocare bene, non riuscivamo più bene ad uscire perché loro venivano a prenderci in una maniera importante su Alberto e sia anche su Sbrissa, non riuscivamo più ad uscire, quindi poi ho cambiato anche il sistema di gioco, abbiamo l'uscita verticale con Maricoso che riuscivamo a trovare sempre. Dispiace per il rigore non dato netto sacrosanto a Kragel, perché quello è un rigore nettissimo che non può non darsi, però forse ormai qualcuno pensa di non vedere l'ora di fermare o di fare qualcosa di diverso degli altri per poter portare poi magari un aurevole a casa. Questo lo dico perché oggi non siamo stati tutelati affatto, non va bene, perché bisogna essere onesti e bisogna cercare di fare le cose bene per entrambe le squadre. Oggi abbiamo visto che tutti i mezzi falli non sono stati fischiati a nostro favore, mentre per Limolese sì. Io dico non ne fischiare per nessuno e giochiamo, però se da una parte vai deve avere lo stesso metodo di giudizio. La conquista dei quarti di Coppa Italia Eccellenza Nazionale per dare un calcio alla serie negativa in campionato e rilanciare ambizioni e progetti di scalata. Il Paternò supera a pieni voti l'esame vocale nel ritorno degli ottavi e dopo lo 0 pari dell'andata fa il primo passo verso un'ascesa alla competizione che, se vinta, ma non solo, potrà riservare l'ingresso alla D attraverso una porta speciale di servizio. Il tutto tenendo d'occhio quel secondo posto in campionato da difendere sino alla fine, magari bypassando i preliminari playoff. Mercoledì sostanzialmente perfetto al Falcone Borsellino, un solo rischio in tutto il primo tempo, firmato Arrigo. Per i reggini e una difesa dalle forti percentuali di impenetrabilità, vedi Godino su Allegria. Poi partite a forti tinte rossazzurre sull'asse Micoli-Belluso-Asero che impegna Mileto, al pari di Greco da fuori che raccoglie una respinta ospite su punizione di Maimone. E ancora un lancio di Messina che manda lungo linea Belluso al tiro fuori di poco. Al 26esimo la svolta, non passa Micoli e da fuori Messina con un traversone pesca Belluso in aria vistosamente trattenuto dall'ex Scopetta. Palla in rete ma quando l'arbitro arnese di Teramo ha già interrotto il gioco per decretare il rigore. Luca Belluso dagli 11 metri, palla all'angolo, fa 1-0.
Al rientro dagli spogliatoi il Bocale si fa vivo e lo fa in modo pericolosissimo. Alejo Romano si guadagna una pioggia di applausi quando ferma così Allegria, lanciato dalle retrovie. Dall'altro lato le prove generali del raddoppio da angolo di Maimone che portano il neoentrato Viglianisi a un passo dal bis. I calabresi si salvano miracolosamente e ringraziano al quarto d'ora Mileto quando un incontenibile Belluso, in pausa campionato causa squalifica, appoggia su Asero che apparecchia per Viglianisi. E ancora, quando lo stesso centravanti fa ruotare la tre quarti in maniera vertiginosa raccogliendo da Panarello e allargando su Messina a destra che lo intercetta sull'altro fronte. Nicoli servito va a mitraglia e il Bocale è in decisa difficoltà perché capitola proprio sul conseguente tiro dalla bandierina l'incaricato è Maimone e sul terzo tentativo a rete Viglianisi stavolta di testa fa 2-0 quando corre il 26esimo. L'acquazzone che poi si abbatte nell'ultimo quarto d'ora all'ombra della torre sembra un segnale scompaginante per il Paternò che rischia di soffrire. Nicolao di testa sfiora la traversa su calcio d'angolo, poi una disattenzione di Romano, viene pagata a caro prezzo. Il Bocale si rilancia con Barnoschi al minuto 43 e riapre clamorosamente i giochi. 2-1, ma a spazzare via qualche fantasma del recente passato in casa rosso-azzurra ci pensa un altro neoentrato, Giannaula, che 2 minuti più tardi, e cioè al 90esimo, raccoglie un lancio spazzata di Maimone e approfittando di un Bocale praticamente senza più energie e idee, mette il punto esclamativo alla partita. 3-1, qualificazione Paternò ai quarti di Coppa e prossima tappa, la gara coi pugliesi del Manduria. Si giocherà il 6 e il 13 marzo, in sostanza 2 mercoledì di fila a partire dal prossimo. Domani, cioè giovedì, i sorteggi per stabilire le sedi dei rispettivi 90 minuti. In mezzo il campionato con la trasferta di Acquedolci domenica, il Tour de Force per il Paternò è appena iniziato. Dopo lo spazio dedicato alla Coppa Italia, adesso parliamo di promozione e lo facciamo subito con il Girone A. Ottava giornata di ritorno, subito il tabellino dei risultati degli incontri che si sono disputati domenica. Parmonval batte Città di San Vitolo Capo 1-0, Cus Palermo batte il Carenze 2-0, San Giorgio Piana batte Alba Alcamo 1928 2-0, Gemini Calcio batte Giardinellese 2-1, Camarat batte Empedoclina 4-2, Marsala batte Bagheria Calcio 1919 1-0. La partita a Casteltermini Partini Caudace è stata rinviata al 6 marzo. La contemporanea sconfitta del Città di San Vitolo Capo permette al San Giorgio Piana di ritornare solitario in vetta. San Giorgio Piana al primo posto con 45 punti, con 42 Città di San Vitolo Capo, 41 Parmonval con 40 Gemini Calcio, 38 punti Bagheria Calcio con 36 Marsala, con 33 Cus Palermo, 31 punti Camarat, con 29 Partini Caudace, 23 punti Alba Alcamo 1928, con 20 il Casteltermini, 15 punti Empedoclina, 14 Giardinellese, chiude la classifica con 0 punti Liccarense. Sì, penso che oggi oltre a giocare hanno messo il cuore oltre lo sangue, per cui hanno dato tutto quello che avevano dentro, per cui sono contento per loro perché ancora una volta hanno dimostrato di essere attaccati a questa maglia e anche se domenica scorsa abbiamo fatto un passo falso si sono riscattati con una squadra importante come Bagheria. Felice di quello che sono questi ragazzi, di quello che danno, di come si allenano, perché durante la settimana danno l'anima e questa è la loro vittoria. Non è la vittoria dell'allenatore, è la vittoria del pubblico che li ha trascinati insieme a loro. Penso che Giovanni Laricata è entrato negli ultimi minuti sapendo che doveva difendere un risultato importante e ha fatto una parata da salvare i risultati. Sono contento per lui perché significa che anche lui ci tiene, gli stimoli giusti e questa è una cosa importantissima. Sì, vabbè, è stata una partita dura contro una squadra veramente ostica. Sono entrato in campo un po' freddo, però diciamo, ho messo il mio, però la vittoria va a tutta la squadra, non c'entro solo io, abbiamo dato tutto in campo
ed è giusto che ci godiamo la vittoria. Penso che sarà una battaglia, saranno ormai 5 guerre, perché penso che chi affronta il Marsala ci metta sempre qualcosa in più e noi dobbiamo mettere qualcosa in più degli altri. Sapevamo che era una partita difficile, perché come ho sempre detto oggi c'è stata la prova, incontravamo le squadre più forti del campionato, una squadra comunque tosta, che non molla mai, abbiamo visto fino alla fine, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, forse uno dei migliori della stagione, dove abbiamo avuto diverse occasioni per poterla chiudere con un risultato più ampio, la quinta vittoria consecutiva, 5 partite senza prendere gol, questa vittoria ci proietta sempre più in alto. Adesso però bisogna resettare e pensare alla prossima, consapevoli che ogni partita ha una storia a sé. Continuiamo con il campionato di promozione, adesso è la volta del girone B. Guardiamo i risultati dell'8ª giornata di ritorno. Promende Calcio batte Atletico Messina 2-1, Rosmarina Luntina 2-2, Sant'Angiolese batte Aquila 3-2, Città di Galati batte Lascari Cefalù 4-1, Città di Mistretta Gioiosa rinviata, Nuova Rinascita batte Nuova Azzurra Fenice 3-2 ed infine Valle del Mela Calcio batte San Fratello 5-0. Rinviato il big match tra Città di Mistretta e Gioiosa, pertanto il Rosmarino continua ad essere leader in questo girone B del campionato di promozione. Rosmarino in testa con 47 punti, 43 Città di Mistretta, 39 Gioiosa, con 37 Aquila, 32 punti Nuova Rinascita, con 29 Città di Galati, 26 punti Valle del Mela Calcio, Lascari Cefalù, Sant'Angiolese e San Fratello, con 24 Promende, 23 punti Aluntina, 17 Atletico Messina, con 9 punti Nuova Azzurra Fenice. Con qualche assenza di troppo, tra le quali quella del portiere d'amico, il San Fratello si ferma dopo 6 risultati utili di fila al cospetto di un Valle del Mela che, privo di Rasà e Scattareggia, si impone con autorità in casa dei neroverdi, centrando così una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Il San Fratello non sta a guardare e risponde prima con Vergara, il cui tiro trova sulla sua strada l'intervento di Scibilia e Arizzi, e poi con Mili e De Gregorio che non approfittano del pasticcio difensivo degli avversari, con quest'ultimo che alla fine non inquadra la porta da posizione centrale. Bersaglio che al minuto 23 centra invece il Valle del Mela quando Trimboli col sinistro indirizza alle spalle del portiere Di Martino il vantaggio per i suoi e che gli vale come primo sigillo in campionato. Insistono gli ospiti e subito dopo ci vuole il decisivo intervento del portiere per fermare il destro di D'Amico. Sul ribaltamento di fronte invece la traversa a negare ai neroverdi la gioia del pareggio. Nella ripresa dopo il destro di Arena per il Valle del Mela, bloccato in tuffo da Di Martino, il San Fratello la potrebbe pareggiare, ma due super interventi di Scibilia negano a Praticò e Vergara la rete dell'1-1. Interventi che risultano decisivi, infatti al minuto 58 gli ospiti raddoppiano con D'Amico, che deve solo spingere in rete l'ottimo lavoro di Arena, firmando così il suo secondo centro in campionato. Nonostante ciò il San Fratello è vivo, ma prima il colpo di testa di De Gregorio sfiora di poco la traversa e poi la botta di Marguglio col sinistro e disinnescata in tuffo dall'attento Scibilia. Gara vibrante sul ribaltamento di fronte, il destro di Arena trova la respinta di Ditale, mentre la zuccata di Trimboli sul cross di Ferlazzo coglie in pieno la traversa. I locali con la forza della disperazione tentano a più riprese di rientrare nel match, neroverdi che ci provano in tutti i modi, ma i loro assalti non producono il gol sperato. Così nel finale si scatena la squadra di Giannicola Giunta che al minuto 86 fa centro ancora con Trimboli abile di testa a mandare in rete la punizione di Giordano per la sua doppietta personale. 2 minuti più tardi invece il neo
entrato Palme viene atterrato in aria da Di Martino con il signor Bartolotta che concede calcio di rigore e dal dischetto Capitan Giordano realizza il 4-0 per i suoi e che gli vale come quinto sigillo in campionato. Infine al minuto 89 chiude il match Palme che da 2 passi deve solo spingere in rete l'assist di Carpentieri per il gol del definitivo 5-0 a favore del Valle del Mela. La squadra di Giammoro sale in classifica, quota 26 punti e aggancia proprio il San Fratello portandosi a +3 sulla zona play-out. Nella domenica in cui all'Aquila Bafia sarebbe servita la vittoria per guadagnarsi la terza posizione in classifica nel girone B di promozione, i biancorossi escono invece sconfitti davanti al pubblico amico da una Sant'Angiolese versione esterna, ospiti che la sbloccano al primo affondo quando al minuto 5 Galli Bruno raccoglie la punizione di Mastriani e di testa anticipa l'uscita di Foti, spianando ai suoi la strada verso la vittoria e firmando così il suo secondo sigillo in campionato. L'Aquila non ci sta e avrebbe subito 2 occasioni per pareggiare, ma prima Amato da pochi passi spara direttamente sul fondo il cross di Laquidara e poi Di Santoro non trova la porta sull'invito di Amato. Bersaglio che al minuto 35 centrano invece gli ospiti quando Mastriani con una fantastica conclusione da quasi 50 metri sorprende Foti fuori dai pali facendo così Aquila 0, Sant'Angiolese 2 e per Mastriani è la terza rete in campionato. Nella ripresa i locali provano a rientrare in partita ma al 53esimo il signor Antoci ferma Loe per posizione di fuorigioco tra le lamentele dei biancorossi. Bafiesi che protestano all'indirizzo del fischietto palermitano anche al 56esimo quando vorrebbero assegnato il calcio di rigore su Di Santoro ma il direttore di gara indica invece il calcio d'angolo. L'Aquila trova comunque il gol al minuto 60 proprio con Di Santoro che da 0 metri spedisce in rete l'assist di Amato riaprendo di fatto la sfida. Ma è una gioia che dura appena 2 minuti per i locali, infatti al 62esimo la Sant'Angiolese ristabilisce le distanze quando Bombertuccio da pochi passi mette alle spalle di Foti il servizio di Spinella per il gol del 3-1 biancoazzurro e che gli vale come 10° centro in campionato, il terzo consecutivo dopo la doppietta all'Atletico Messina del turno precedente. Nonostante ciò l'Aquila trova al minuto 66 l'episodio favorevole quando l'arbitro concede calcio di rigore su Dama e con Di Santoro che dal dischetto non sbaglia il gol del 2-3 della sua doppietta personale. I biancorossi ci credono e al minuto 73 la potrebbero pareggiare ma Di Santoro da posizione centrale spara sul fondo il pallone del possibile 3-3. Quindi sul ribaltamento di fronte la Sant'Angiolese prova a chiudere del tutto la sfida, il signor Antoci però ferma Spinella in posizione di fuorigioco. Nel finale assalto disperato dei locali e al minuto 85 Merlino di testa manda alto il pallone del pareggio. Per l'Aquila è la seconda sconfitta casalinga, biancorossi che rimangono al 4° posto in classifica con 37 punti, mentre la Sant'Angiolese centra la seconda vittoria esterna in campionato e si porta a quota 26. È la volta adesso del girone C, sempre del campionato di promozione. Risultati a sorpresa in questa 8ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino. Nicosia batte Ace Galatea 3-1, Caggi Città di Acicatena 1-1, Belpasso FC 2014 Santa Domenica Vittoria 1-1, Real Suttano Real Aci 1-1, RSC Riposto batte Città di Calatabiano 3-0, Città di Aci Sant'Antonio batte Villarosa 2-0, Valdinisi Calcio batte Sant'Alessio 4-0. La capolista Real Aci si ferma contro il Real Suttano, ne approfitta l'Aci Sant'Antonio che rosicchia qualche punto in classifica. Real Aci che comunque rimane sempre leader con 49 punti, 47 Città di Aci Sant'Antonio, 45 Nicosia, 42 RSC Riposto, 39 punti per il Belpasso FC 2014, 26 Valdinisi Calcio, Villarosa, Santa Domenica Vittoria. 23 punti Sant'Alessio Aci Galatea, 20 punti Real Suttano, 18 il Caggi, con 12 il Città di Acicatena, chiude la classifica il Città di Calatabiano con 8 punti.
freddo, vento e pioggia accolgono i Realaci in una delle trasferte più distanti della stagione. I realini infatti fanno visita al Real Suttano, squadra in piena lotta salvezza e a caccia disperate di punti dopo la sconfitta in quel 10 Catene. Mezz'ora di predominio territoriale dei Granata, poi sono pericoli per la squadra di casa. Rimessa lunga di Meli, verso Mongelli che protegge palla, lo scarico su Tomarchio, la conclusione è respinta, calcio d'angolo. Dalla bandierina va a Tomarchio, testa di Carbonaro, respinge Noto, poi Sardo, ancora Noto si salva in qualche modo e la difesa riesce a liberare. Continuano a spingere gli accesi, De Emanuele manda al barone avversario, poi alza la testa, splendido lancio lungo verso Mongelli, il traversone per lo stacco di Carbonaro, alto sopra la traversa. 37esimo, Sardo riesce a liberare e trova Asciuto che può spingere a sinistra. Asciuto, l'accelerazione, steso nettamente da Famà era già ammonito e scatta la seconda ammonizione per lui. Real Suttano in 10 dal 37esimo del primo tempo. La ripresa comincia come si era chiuso il primo tempo, cioè Realaci in attacco. Qui De Emanuele, pressato da due giocatori, riesce ad uscire in dribbling, poi si allarga. Il cross verso Mongelli, lo stop, il mancino, conclusione sporca e parata facilmente da Noto. Minuto 55, Le Mura riceve palla, poi la porta avanti, grande traversone in aria per Carbonaro, Carbonaro di testa, Nino Carbonaro, 22 in campionato, si sblocca il punteggio allo stadio Fasanò, Realaci in vantaggio. Momento propizio per gli accesi, Tomarchio allarga a sinistra verso De Emanuele. De Emanuele all'1 contro 1, salta l'avversario, il tiro cross, respinge la difesa, arriva Le Mura, il controllo, il sinistro da fuori, ci mette una mano Noto. Sciuto, scarico su Meli che attacca a destra, fronteggiato da due avversari, uno lo salta, poi è costretto a tornare indietro, si riappoggia su Sciuto. Uno sguardo al centro, il cross per Carbonaro di testa, Noto, gran parata. Real Suttano che fa grande fatica, qui Favata rischia tanto in mezzo a tre, Sciuto gli porta via palla, Le Mura l'assist per Mongelli, posizione regolare, Mongelli col destro, ancora Noto insuperabile. Foti attaccato, gira verso Sardo che va a rinvio lungo, torre di Mongelli per Carbonaro che la mette giù e allarga verso Tomarchio che la mette di prima intenzione, bene per Mongelli che spreca una ghiotta chance. 78esimo, rimessa di Cerra verso De Leonardis, fermato alla testa quadra che prova ad avanzare, 1-2 con Favata, ancora testa quadra in profondità per Messina, posizione regolare, Messina attoperto col Pandolfo, Messina trova il pareggio a 12 minuti dalla fine, il Real Suttano pareggia i conti. Reazione furente degli ospiti, punizione di De Emanuele che va sul palo del portiere, Noto in qualche modo, poi Foti, ancora Noto, il pallone lì mischia, ci prova Cerra, mura la conclusione Ferrara. Prosegue incessante l'assalto dei Granata, rimessa lunga di Meli, poi palla allontanata che finisce però a Tomarchio, il cross per Foti di un soffio al lato. Minuti di recupero, De Leonardis si difende questo pallone e spara alla porta, prova a girarsi, ce la fa, la mette in mezzo, il pallone finisce a Carbonaro, l'uscita bassa provvidenziale di Noto. Un pareggio dei moltissimi rimpianti, tante occasioni sprecate, tante precisioni sotto porta e un solo tiro concesso negano la vittoria ai Realaci, che lascia 2 punti sul campo del Real Suttano. Il distacco dalle rivali Città di Sant'Antonio e Nicosia rispettivamente a 2 e 4 lunghezze si è assottigliato. Restano 5 partite alla fine del campionato, 5 vere e proprie finali. La prima sarà sabato prossimo, quando gli accesi ospiteranno il Caggi, un'altra squadra bisognosa di punti e che darà l'anima in campo per uscire indenne. Quarto successo nelle ultime 5 gare per la Russo Calcio, che dopo la vittoria agevole contro il Sant'Alessio conquista 3 punti anche contro il Calatabbiano. Ospiti attualmente fanalino di coda con soli 8 punti in classifica, di cui uno solo negli ultimi 3 mesi, che lo tengono dunque a meno 4 dai play-out. La prima chance dopo 7 minuti, punizione da buona posizione per Palazzolo che supera la barriera ma non trova lo specchio di porta. Dopo buona trama offerta dai bianco-blu che si distendono bene in avanti, bravo Martinez ad inventare per Tornitore, tocco sull'uscita del portiere, bravo Gangi a chiudere. Davanti altra punizione, stessa mattonella, stavolta va Martinez, sfera bloccata ancora da Gangi. Minuto 27, Patanè rilancia in avanti alla ricerca delle punte,
Pallone che arriva poi a Borzi che scappa via sulla sinistra, appoggio intelligente per l'inserimento da dietro di Puglisi che dal limite col destro spacca l'angolino e fa un gol meraviglioso per l'1-0. Nella ripresa sarà assedio bianco-blu alla ricerca del raddoppio. Dopo 2 minuti, solita sgasata di Borzi sulla corsia, poi destro di punta di poco largo. Qualche minuto dopo nuovamente Palazzolo su punizione, conclusione a giro sul secondo palo che sfila via. Ad un passo dal 2-0, 2-0 che arriverebbe poi nell'azione successiva. Martinez scatenato sulla destra, ubriaca il proprio avversario di finte, poi tiro cross, errore di Gangi, Borzi da 2 passi, non sbaglia per il raddoppio. Ma è tutto vano per la posizione irregolare proprio del 7. Risultato ancora da chiudere e allora Salemi esce bene, palla al piede per il contrattacco dei bianco-blu. Tornitore davanti al portiere, prova la scucchiaiata a millimetri dal suo 7° centro in campionato. Siamo a metà ripresa, super break di Emanuele che avvia la transizione, scappa via il 14 sulla sinistra, imbucata per Tornitore, rimpallo che favorisce nuovamente Emanuele col tocco sotto porta per il 2-0. Nel finale poi altra chance con Tornitore che mette un gran pallone al centro per Spitaleri, di testa fa un super gol. Ma ancora una posizione regolare a stoppare tutto. 91esimo minuto, rimessa laterale, battuta veloce per Manuli che trova il varco per avanzare. Destro, clamoroso, che smonta in 2 la porta. Pallone che ha ovviamente varcato la linea. E 3-0, gol stratosferico di Andrea Manuli per il Tris. Aveva segnato all'andata, secondo sigillo in campionato e di fatto sarà questo poi l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Vince la RSC Ripostesi che torneranno in campo settimana prossima contro la Cicatena. Terzo pari consecutivo per 1-1. Il Belpasso non riesce a battere il Santa Domenica Vittoria, indirizzato sulla via della salvezza, e rinvia le operazioni di ritorno al successo che probabilmente erano attese per l'occasione. Il segno X contro Realaci prima e Nicosia fuori dopo, con colpo grosso sfiorato sino alla fine, ha caratterizzato anche l'ultima domenica di febbraio al Nuccio Marino. Un tempo per parte, bene gli ospiti per primi in vantaggio e vicini al raddoppio in diverse occasioni. Di altro passo i padroni di casa nella ripresa, che alla fine hanno avuto il giusto riconoscimento a 1 dalla fine del tempo regolamentare e sono andati anche vicini a un clamoroso sorpasso nel recupero. Senza Di Pietro e Tirri, Milizia parte centrale di difesa e Alberio è titolare di centrocampo. Con Raffaele Todaro, altro under sdoganato da Suriano e impiegato terzino destro, il Belpasso parte anche con la novità Binanti in attacco al fianco di Montalto. L'SDV passa all'11°, Ciraldo si libera di Giovanni Nicolosi e punta dritto alla testa di Rebagliati che la vince in altezza su tutti e la appoggia senza troppe difficoltà in rete. La reazione dei locali è in questa giocata di Binanti, Montalto e Luca che la gira al lato. Troppo poco. Man of the match si rivela piuttosto Colonna che salva il risultato su Saccullo e 2 volte sull'autore del gol in rapida sequenza. Alla mezz'ora Suriano perde Todaro per problemi fisici, entra Scirè per piazzarsi in mediana e arretra Pietro Nicolosi sulla destra bassa. Sin qui un primo tempo più grigio che biancazzurro e un rientro in campo dove si gioca in 10 contro 10 per sprazzi di nervosismo al transito degli spogliatoi che decreta cartellini rossi a Rebagliati e Milizia. Insomma 2 punti di riferimento di non poco conto.
Il Santa domenica ne perde uno in attacco, il Belpasso uno in difesa, che diventa automaticamente a 3, mentre in attacco si studia la soluzione alla Spina, pronto a rilevare Binanti al quarto d'ora. Poi, vista la perdurante scena muta, che fa suonare allarmi da tutte le parti, correzioni in corsa dal centrocampo in su, e allora fuori Lupo, dentro Giuseppe Giuffrida, fuori Luca, dentro, novità, o meglio dire un ritorno dopo il biancazzurro vestito nella passata stagione, Diego Giuffrida. Infine saluta colonna e va all'esordio Francesco Doria, portiere del 2005. La strategia di Suriano funziona, da metà ripresa inizia un'offensiva che non lascia tregua all'SDV. Montalto alle prove generali su punizione sfiora il legno, poi arriva in ritardo di un secondo su una confessione a regalo dei Giuffrida, i quali sfoggiano grandi numeri a partire da questa manovra che vede in mezzo Giovanni Nicolosi e che per poco non si trasforma in rete a cura di Scirè. La Spina viene pizzicato poi in offside al minuto 35, non però un gran risultato il suo tiro. Idem Montalto poco più tardi, poi successivamente non raggiunto sul secondo palo da traversone di Giovanni Nicolosi, servito da Scirè e prolungato in grande stile da Diego Giuffrida, che a seguire disegna un triangolo certificando l'intesa col terzino sinistro, ma per la via del gol serve ancor più precisione perché gli avversari concedono sempre meno spazi e sono arretrati vistosamente a difesa di una vittoria che si sgretola però con lo scorrere incessante dei minuti. Giuseppe Giuffrida chiama in causa Russo che devia sul palo. Montalto, nel tentativo di centrare la porta, si fa prendere dalla frenesia ed è una palla a gol rammaricante che però anticipa l'happy ending, se così si può dire, visto l'andamento del match. Minuto 89, Alberio la fa giocare sul solito asse di GGN. Palla di ritorno velata per Giuseppe Giuffrida che scambia con Montalto e morbidamente la piazza all'angolo. Il Belpasso pareggia ed è giusto così. Salvata la serie positiva che dura da 12 giornate proprio a partire da quel KO interno dello scorso novembre con l'ACI Sant'Antonio, che sarà il prossimo avversario esterno. E si riparlerà a questo punto di scontri diretti in zona playoff che i biancazzurri tengono sempre alla portata a 6 dalla fine. Dunque il piatto destro di Giuseppe Giuffrida vale il primo gol stagionale per uno degli ultimi arrivati. E c'è anche il sogno sorpasso nell'extra time per il Belpasso quando Diego Giuffrida si procura una punizione al limite. Per Montalto niente da fare in zona gol e al San Gaetano finisce 1-1. E chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione con il girone D. Continua il testa a testa tra Vittoria e Città di Avola 2020, entrambe vincenti in questa ottava giornata di ritorno. Priolo Gargallo batte Pro Ragusa 3-0, Vittoria batte Scicli 6-0, Città di Avola 2020 batte Frigentini 2-0, Città di Canicattini batte Mascolucia San Pio X 3-2. Pareggio tra SC Palazzolo e Megara 1908. Vizzini Calcio batte Villaggio Sant'Agata 5-0. Mister Bianco Calcio batte Virtus Ispica 2020 1-0. E come avevo già anticipato, continua il testa a testa tra Città di Avola 2020 ed il Vittoria. Guardiamo la classifica. La squadra ragusana al primo posto con 55 punti, 53 Città di Avola 2020, 47 Priolo Gargallo, con 38 il Vizzini Calcio, 36 SC Palazzolo, 34 Megara 1908, 29 punti per il Frigentini, con 28 Pro Ragusa e Mister Bianco Calcio, 25 punti Scicli, con 15 Città di Canicattini, Villaggio Sant'Agata, 11 punti per il Mascalucia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica con -1. Ma il risultato acquisito possiamo dire tutto facile, però abbiamo sempre affrontato questa squadra sin dall'inizio con il giusto impegno e la giusta determinazione. È stato l'approccio come sempre quello giusto. Lo Scicli veniva tra l'altro da una vittoria fuori casa, quindi diciamo che un pareggio, se non ricordo male, aveva già fatto una striscia di risultati positivi, quindi è stato una partita dove i ragazzi hanno interpretato sin dall'inizio
bene e sapevano quello che dovevano fare. No, sicuramente è un momento in cui i ragazzi stanno tutti bene, si è acquisita una mentalità importante, quella mentalità vincente che andavamo ricercando già dall'inizio del ritiro, quindi cercare di mettere una formazione con magari i giocatori che in questo momento per quel tipo di partita abbiano le caratteristiche giuste, magari a volte ti porta anche a fare dei cambiamenti, no? La cosa importante è che, ripeto, stanno tutti bene, quindi come la metti, la situazione riesce. Ho visto grande applicazione, abbiamo provato qualcosa di nuovo, proprio come hai detto tu, perché nelle prossime partite potrebbe esserci bisogno di cambiare qualcosa, e quindi le risposte sono state molto positive. Il primo tempo siamo mancati un po' sotto porta, abbiamo creato tanto ma abbiamo chiuso sull'1-0, poi il secondo tempo invece la squadra si è espressa per come ho chiesto poi alla fine del primo tempo, e siamo riusciti a mettere al sicuro un risultato contro una buona squadra, una buonissima squadra, ben allenata, però ripeto, poi alla lunga i valori vengono fuori, e poi pur facendo dei cambi, pur mettendo gente giovane, ripeto, gente motivata, e quindi il livello rimane comunque alto, e fortunatamente per me, insomma, la squadra fino alla fine continua a giocare per un obiettivo. Pensiamo prima partita dopo partita, ecco, anche perché la prossima è un altro ostacolo in gara, è una squadra che specialmente in casa è una squadra importante. Contano i concetti, contano le idee che dal ritiro ho cercato di inculcare, però adesso insomma bisogna anche dare un po' di spazio alla fantasia, all'estero di alcuni giocatori, perché quando hai giocatori che riescono a trovare la giocata è giusto non imbrigliarli in quegli schemi. Quindi abbiamo le idee per uscire dal basso, abbiamo le idee per trovare, l'obiettivo è far arrivare più palloni possibile puliti ai nostri giocatori di qualità, e quindi questo ci sta riuscendo abbastanza bene. Sì, è una vittoria molto importante per tutti. Noi sappiamo che ogni partita da oggi in poi, o sempre in campionato, è una finale, quindi pensiamo a stare concentrati dal primo minuto all'ultimo, e sì, oggi era una partita di 3 punti, quindi importantissimo.
Abbiamo dunque concluso lo spazio dedicato al campionato di promozione, adesso è la volta dei 6 gironi del campionato di prima categoria, pertanto via con il rullo dei risultati, le classifiche e tante immagini. Il match del Comunale Italia 90 si apre con i locali subito pericolosi per 2 volte, prima con la punizione di Calabrò che costringe Bertino a rifugiarsi in angolo e dal corner successivo il destro di Trifilo trova ancora la pronta risposta del portiere, ma al primo affondo il Monforte la sblocca quando al minuto 20 Peppe Dama raccoglie l'ennesimo assist della stagione di Venuti e di testa mette alle spalle di Abate il vantaggio per i suoi. I neroverdi provano subito a chiudere i conti, ma solo 2 super parate di Abate su Venuti al 27esimo e su Dama un minuto più tardi negano loro la gioia del gol. L'estremo di casa si ripete anche al 35esimo disinnescando il tiro cross di Dama. Al 44esimo protesta lo Stefano Catania per un fuorigioco fischiato dal signor Smario a Calabrò che lascia qualche dubbio. Nella ripresa però il Monforte chiude la pratica Stefano Catania andando a bersaglio per altre 2 volte. Al 50esimo con Dama che raccoglie il cross di Venuti e col sinistro insacca il 2-0 per i suoi, la sua doppietta di giornate che gli vale come 25esimo sigillo in 21 gare giocate di campionato. E poi al minuto 57 con Venuti che infila all'angolino basso alla sinistra di Abate la palla del 3-0 e il suo 9° centro in campionato. Ospiti che reclamano anche 2 calci di rigore su Sciliberto per un presunto fallo del portiere Abate e successivamente su Mastroieni per un presunto contatto con Fazio, ma in entrambe le situazioni il fischietto catanese dice di no. Monforte che nel finale avrebbe anche la chance di arrotondare il punteggio, ma le conclusioni di Sciliberto e Dama non sortiscono l'effetto sperato. Con questo successo, il 18esimo in campionato, la capolista sale a quota 56 punti in classifica e mantiene le 4 lunghezze di vantaggio sul Villafranca secondo. Appuntamento con il match interno dei ragazzi della Real Italia per Franco Zagami, Singing in the Rain quest'oggi, sfida infatti su un campo bagnatissimo per i ragazzi di mister Peditto che affrontano il riposto. Classico completo azzurro per la Real Italia per Franco Zagami,
invece in nero con inserti verdi i ragazzi del riposto. Tutto pronto, si comincia a muovere il pallone, si inizia con un'offensiva sull'out mancino, Brancato chiude tutto, esce anche in bello stile, palla al piede. Azione manovrata sull'out mancino con Bonamonte, il tocco in profondità per De Tommasi, gliela ridà ancora per Bonamonte, il tocco fuori, il velo per il tiro di prima intenzione da parte di Cirao, la palla resta lì, ci prova a giro Capitan Acquaviva, palla che però sfila sul fondo. Pallone che spiove profondissimo, altezza area di rigore, sul secondo tocco c'è il controllo da parte di Grillo, entra in area, la palla resta lì per Codraro, di prima intenzione trova un numero davanti a sé, ma ancora offensiva per la realtà per Franco Zagami. Ripartenza ospite del riposto, cercano di manovrare palla al piede, il tocco in profondità per Dumitrascu, ancora Dumitrascu nell'1 contro 1, rientra sempre Dumitrascu, la lascia lì per il tiro di prima intenzione da parte di Parisi, arriva il gol che sblocca il match. Giovanni Parisi da fuori area col destro si è impossessato del pallone che era controllato da Dumitrescu e lo deposita in rete alle spalle di Di Pietro. Impossibile per il portierone della Realtà la Franco Zagami fare qualcosa. Si sblocca il match, cerca subito di rispondere la Realtà per Franco Zagami, il pallone arriva in mezzo, finisce giù e c'è calcio di rigore decretato dal direttore di gara, fallo su Acquaviva. Si incarica della battuta De Tommasi col destro, la risposta super da parte di Militello che esulta come fosse un gol. Rivediamo la paratona da parte di Militello che a mano aperta respinge il tentativo. Realtà che non ci sta, Bonamonte col destro trova ancora una volta un muro davanti a sé. Risponde il riposto, pallone sempre per Dumitrascu, ancora Dumitrascu, entra in aria contro Brancato, Dumitrascu col mancino, palla alta sopra la traversa, difesa da Di Pietro. Pallone in profondità di prima intenzione, occhio alla possibilità ghiotta per Bonaventura, ancora Bonaventura, rientra sul destro, sempre Bonaventura, prova a farlo girare, palla che però non prende il giro giusto e termina fuori. Ancora una palla rubata, sempre da Bonaventura, fra i più attivi dei suoi, ancora Bonaventura, rientra, la mette in mezzo dove c'è Dumitrascu che la sbuccia, mamma mia che occasione, divorata dal riposto per chiudere il match. Cerca di approfittarne la Realtà per Franco Zagami, pallone da una parte all'altra, finisce in mezzo, occhio che si crea una mischia ma non riescono a trovare l'acuto giusto i ragazzi in maglia azzurra. Punizione possibile sfruttata da Brancato col destro, palla che diventa un siluro spinta anche dal vento, mani allargate per Brancato, oggi diventa quasi difficile trovare la rete, pallone in mezzo, deviazione, sempre le braccia da parte di Militello a suggellare il parziale. Ripartenza mortifera del riposto, pallone lunghissimo per Dumitrascu, si invola da solo, sempre Dumitrascu, fuga per la vittoria, prova il pallonetto, Di Pietro alza le mani al momento giusto, altra chance colossale divorata da Dumitrascu. Finale di gara, palla proprio per Tuccio che va col mancino forte ma tra le braccia, comoda la presa di Militello. Sono le ultime chance del match, triplice fischio per il direttore di gara che quindi pone fine alla contesa. Espugnato l'ambiente stadium per il riposto, a deciderla Parisi, resta invece ferma al palo la Realtà per Franco Zagami. Quanto riguarda la sportività, anche loro all'andata si sono comportati benissimo e quindi abbiamo ricambiato contando noi. L'unica pecca di oggi, mi dispiace, è per non avere il pubblico, le persone che dice Scodia non possono vedere lo spettacolo della loro squadra, questo è una nota dolente. Per il resto faccio complimenti al Nodo, un'ottima squadra, un'ottima società, faccio complimenti ai miei ragazzi, il campionato ancora non è finito, abbiamo preso una distanza ma ancora il cammino è lungo. Come avete visto tutti, penso che sia il Nodo che lo Scodia sono due squadre che meritano la posizione che hanno sia
per il gioco espresso e sia per la sportività dei loro dirigenti e dei loro giocatori. Noi abbiamo una squadra di tutti dei ragazzi importanti che quando vengono chiamati in causa danno sempre la massa disponibilità, dai più piccoli ai più grandi. E io sono onorato di allenare questi ragazzi perché veramente stanno facendo qualcosa di straordinario. Datemi l'atto di fare i complimenti alla società che sempre ci mette quasi tutto a disposizione, faccio veramente i complimenti a loro che stanno sempre vicini, perché vincere ci vuole anche tutti questi componenti per arrivare all'obiettivo. Tutto sommato, al di là della classifica, è un piacere sempre duellare con lo Scordia perché è una squadra che ci sta tanti stimoli positivi. Sì, vabbè, Noto è una cittadina innanzitutto diciamo classica, poi gli sportivi, i dirigenti che ci sono attualmente anche in atto sono anche dei signori. Si è visto anche a fine partita l'abbraccio di tutti i giocatori dentro il campo e io ho chiamato i ragazzi dello Scordia per dire esultate solamente dentro il campo ma non dentro lo spogliatoio. Chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, la puntata del giovedì, visibile oltre che sul canale 19 di TVM Palermo, anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, sulla nostra pagina Facebook Penalty, oppure attraverso il canale HBB TV di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo tra 7 giorni. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima, Technology for Life.